adesso, sempre in matematica e musica, avremmo voluto fare il concerto con tutta la band, eccetera, ma probabilmente le casse avrebbero distrutto il palazzo su cui siamo e quindi abbiamo scelto una modalità più soft. Lui è Gigi del Carbonare, il gruppo si chiama Eteria Post Bong Band e un'idea del cavolo non è un titolo del cavolo, ma è proprio legata al cavolo, quindi insomma quello che serviva. Grazie mille professore. Beh, intanto... Professore, no. Niente professore, grazie mille signor Emmer. Allora intanto volevo comunicarvi che sarà una presentazione molto breve e credo un po' fuori dal seminato, in cui sicuramente molto diversa dalle presentazioni che ho potuto vedere anche poco prima, nel senso che noi non siamo matematici, non siamo fisici, non siamo neanche astrofisici, siamo dei musicisti, quindi il nostro interesse per la matematica ha preso corpo all'interno di un progetto in una maniera che voi, sono certo, potete considerare un po' naif, se vogliamo, e sicuramente non analitica. Quando sono arrivato, ho visto la presentazione prima, ho detto ok, sono nel posto forse sbagliato per parlare del progetto, però credo che il professore abbia avuto interesse, il professore Michele abbia avuto interesse in questo progetto, in quanto ha potuto forse sentire che era un progetto che voleva in qualche maniera divulgare una passione per la matematica. Noi siamo in 4 e 2 di noi, tra cui me, siamo molto appassionati. Appassionati non vuol dire che la studiamo, ma vuol dire che ci siamo sempre scambiati letture nel corso degli anni. Dico negli anni perché suoniamo da parecchio, nel senso è dal 96 che abbiamo questo progetto, quindi abbiamo fatto un cammino abbastanza... chiedo scusa, bevo. Abbiamo fatto un cammino abbastanza complesso e che non potrei sintetizzarvi. Preferisco farlo solo per darvi un recinto in cui inserire questo progetto che si chiama BIOS ed è, abbiamo anche portato, io e la mia assistente, abbiamo portato delle copie, casomai vogliate insomma entrare in questo piccolissimo mondo che abbiamo voluto creare a vostro uso e consumo. Noi siamo... Salve Michele. Noi siamo gli Eteria Post Bong Band, siamo di Vicenza, il nostro immaginario è un immaginario molto colorato. Noi amiamo definirlo post-atomico, nel senso che abbiamo sempre avuto una grossa passione per i travestimenti e quello che è, diciamo, un'immagine quasi futuribile, se vogliamo, di quello che potrebbe essere un gruppo, una sorta di mutazione, se vogliamo. Questo è una cosa che ci ha sempre accompagnato in questo progetto specifico che è... Ho fatto un disastro tremendo. E in questo progetto specifico abbiamo preferito restare dietro e fare in modo, queste foto che vedete sono foto promozionali di altri progetti. Noi in questo progetto, poi vi farò vedere, abbiamo voluto scegliere un'estetica completamente diversa per appunto entrare in qualche maniera in questo tema. Questa è l'ultima delle foto molto cialtrone che state vedendo. Giusto per capire che insomma questo non è un progetto del cavolo, adesso vedremo perché si chiama del cavolo.
Vorrei fare una rapida panoramica. Noi nel 2004 abbiamo fatto un EP, Post Bong Adventure, nel 2005 un altro piccolo EP, Technosald, tutte autoproduzioni fino a questo qui. Dopodiché abbiamo avuto la possibilità di fare il primo e proprio concept. Chi di voi ascolta insomma musica saprà che esiste un'idea musicale, un'idea di organizzare la musica o all'interno di una canzone, quindi ci sono album che sono vere e proprie raccolte di canzoni, oppure all'interno di un cappello, un'idea un po' più ampia che diciamo in qualche maniera leghi tutte le canzoni. Questa idea può essere più o meno forte. Noi abbiamo iniziato a fare concept album nel 2007 con questa Chiave del 20, che è essenzialmente un viaggio, è molto narrativa. Successivamente ci siamo spostati all'interno di si vede tutto bene, all'interno di un mondo un po' più complesso, e siamo entrati abbiamo sentito che molti stimoli ci portavano verso la tecnologia, quindi abbiamo creato Epix 1.0, Epix banalmente è il contrario di Skype, e abbiamo fatto featuring e collaborazioni a distanza tramite i telefoni, tramite Skype, e quindi forme di comunicazione attuali. Abbiamo poi stampato un vinile, dopodiché siamo stati fermi per 3 anni fino a che non abbiamo avuto questa scintilla per questa produzione. BIOS 8105. BIOS, come vedete graficamente non è molto distante da 8105, è una sorta di contenitore in cui noi abbiamo preso la matematica intesa come chiave per risolvere una delle domande forse più grandi, che è chi siamo. La filosofia tenta di dare delle risposte, e ogni forma d'arte in fondo vuole dare una risposta a questa domanda. In realtà in quest'album noi abbiamo quasi dato un po' spocchiosamente come risposta che è forse la matematica che ci dà questa chiave che cerchiamo. Per entrare, vi assicuro sarà brevissimo, per entrare all'interno proprio dell'album vi farò vedere quali sono stati i nostri input, cioè da cosa noi abbiamo assorbito, a parte ovviamente tutti i discorsi fatti lungo gli anni. Okay? Scusate il mio linguaggio molto informale, ma vi ripeto, non sono dell'ambiente matematico. Sono pochi matematici? Ciao a tutti allora. E quindi questo libro è un libro veramente divulgativo, cioè voglio dire, lo leggerebbe chiunque, non ci vuole nessuna preparazione, però è un libro molto divertente, io l'ho trovato, nel senso che racconta di storie di matematici veramente folli come Ramanujan, che ci hanno veramente appassionato dal punto di vista, se vogliamo, più della drammatica, ovviamente, di quella che è la poesia della vita di queste persone. Vi ripeto, da musicisti noi siamo attirati da cose che probabilmente in molti casi vengono considerate superficiali, però siamo fatti così e quindi in qualche maniera questo vi portiamo. Dopo la lettura di questo libro, in cui appunto abbiamo potuto conoscere, già lo conoscevamo in qualche maniera, però abbiamo potuto approfondire la figura di questo Ramanujan, abbiamo avuto questo libro che Michele conosce molto bene. Un libro che ci ha dato dei grattacapi, nel senso è un libro l'abbiamo trovato molto complesso, magari c'è chi ride perché magari lo trova molto semplice, però per noi è stato molto complesso. molto complesso. Gödel Escherbach è un libro, se vogliamo, onnicomprensivo, che tenta di spiegare
quello che può essere l'inspiegabile, perché mi ha molto colpito una cosa. Tenterò di evitare le spiegazioni analitiche. Quello che mi ha colpito molto è stato che già nella prima pagina compariva una foto, a mio giudizio neanche molto bella, di una specie di... purtroppo non ho fatto... avrei dovuto portare la foto, ma di un oggetto tridimensionale che proiettava su 3 pareti le 3 lettere di Gödel, Escher e Bach, quindi G e B. Successivamente leggo la spiegazione e l'autore, questo Hofstadter, persona veramente di lustro a mio modo di vedere, ha spiegato che il modo migliore per far capire che cosa voleva fare col libro era farlo vedere in un'immagine. Lui voleva far capire che dal suo punto di vista, lo dico alla mia maniera, poi se Michele mi vuoi correggere. Glielo dice Hofstadter, che conosci. Gödel, Escher e Bach hanno fatto la stessa cosa nei loro campi, hanno in qualche maniera messo in moto le stesse dinamiche e sono arrivati a dei risultati innovativi nel loro ramo facendo cose molto diverse, quindi Gödel con la matematica, Escher con le arti visive e Bach con la musica. In qualche maniera sono tutti e 3 entrati in quel territorio un po' minato che è il paradosso, se vogliamo. A noi il paradosso è sempre piaciuto molto, anche nel precedente album sulla tecnologia ci eravamo chiesti che cosa potesse succedere nel momento in cui in un album che parla di tecnologia ci fossero dei problemi tecnologici. E quindi ci sono dei brani che si interrompono volutamente o delle piste che si spengono. Per noi l'idea di mettere in gioco la testa, ovviamente ne sono cosciente in maniera meno raffinata magari di quello che poteva fare Escher, diciamo che la nostra idea è fare in modo che l'ascolto della nostra musica sia arricchito da tutta una serie di input visivi o narrativi in certi casi, per fare in modo che l'ascolto possa in qualche maniera portarsi su un livello diverso, quasi di scoperta, anche se ovviamente ne siamo coscienti, non stiamo assolutamente divulgando nessuna verità. In questa immagine di Escher c'è una cosa molto importante che noi poi abbiamo ripreso nel nostro anche spettacolo dal vivo, abbiamo portato dal vivo questa cosa, anzi scusate anche la voce, ma vengo da un concerto ieri sera a Foligno siamo stati, e quindi ho preso il treno alle 5 e quindi questa è la voce. E in questa immagine c'è un concetto molto bello, fra l'altro che è una specie di leitmotiv di Gödel, Escher, Bach, che è la ricorsività, quindi il fatto che vi siano delle figure in cui le parti più piccole ricreano le parti più grandi e viceversa, quindi diciamo che in scala voi potete essenzialmente vedere la stessa immagine. Ed è una cosa molto affascinante, quasi, anzi sicuramente paradossale. Qui questa immagine, il cacao Droste. Ovviamente vi sto dando gli input come li abbiamo presi noi, in maniera piuttosto... Sono degli input casuali che ci hanno permesso di fare questo. Il cacao Droste. La ricorsività abbiamo scoperto essere nota come effetto Droste, perché, o Droste credo, perché è olandese. Per la pubblicità di questo cacao si sono inventati questa forma di comunicazione che poi ripetevano in ogni maniera, in cui, come potete vedere, l'immagine grande è ripetuta nel cacao ovviamente potendo vedere è ancora ripetuta nel cacao più piccolo e così verso l'infinito. Noi abbiamo tentato di fare la stessa cosa con un proiettore e una telecamera, quindi riprendendo nello specifico il chitarrista che suonava e proiettandolo nella parete dietro di lui. Ovviamente che cosa succedeva? Proiezione
e ripresa, con un angolo, diciamo, piccolo ma comunque presente, si poteva fare in modo che l'immagine del nostro musicista fosse replicata all'infinito, e ovviamente in ogni livello questa immagine aveva una piccolissima latenza, quindi un piccolissimo ritardo, e quindi si vedeva il chitarrista muovere il palo della chitarra, e all'infinito ogni chitarrista di ogni livello di realtà muoveva questo palo della chitarra quel poco dopo per fare questa specie di arco, questa specie di ola. Sembrava una specie di ola ogni movimento. Ok, arriviamo un attimo, tenterò di sintetizzare, forse mi sto un po' dilungando, non dovevo neanche dirvi queste cose peraltro. Prego. Sì. Perfetto. Perfetto, e quindi sono proprio nell'ambiente. Ok, compreso l'effetto de Rosse? È stato parlato? Credo in maniera anche migliore della mia. In realtà io potrei parlarne bene, ma ne hanno già parlato, quindi tenterò di... Ok, arriviamo un po' all'idea che c'è dietro al disco. Allora, la riconoscete tutti, la sezione aurea, è stato parlato anche di questo, Michele? A voglia. Allora, sorvoleremo in maniera veloce, no, ne parleremo, ok, ne parlo alla mia maniera. Allora, la sezione aurea, cosa interessa agli Eterea della sezione aurea? Interessa il fatto che è uno schema ricorrente in più scale, come la ricorsività, uno schema ricorrente della natura, quindi la galassia, il Nautilus, ok? L'infinitamente grande, l'infinitamente piccolo, in qualche maniera si assomigliano. Questa cosa ci ha dato un input bello grosso per tentare di racchiudere tutti questi stimoli nell'idea che vi sia una programmazione. Faccio un passo indietro. Hofstadter, in Gödel Escherbach, parlava anche dell'informatica degli albori. Il libro, non vorrei dire un'eresia, del 74, quindi l'informatica proprio Destiani, diciamo qua in Veneto. E secondo me, dato che a noi la tecnologia è sempre molto interessata, era molto interessante l'idea che l'uomo, con tutte le conoscenze informatiche che ha e tutte le macchine che lui costruisce, evidentemente in qualche maniera è egli stesso frutto di una programmazione. Ovviamente qui non stiamo parlando di misticismo, di Dio, spero che passi questo messaggio, ma sicuramente ci sono delle strutture di cui noi facciamo parte che sono programmate in questa maniera. I nostri pallini, che abbiamo sempre, come avete potuto vedere anche dalle foto, abbiamo sempre voluto mettere come il prezzemolo un po' dappertutto, tra i nostri pallini c'è sempre stato questo rapporto con la tecnologia, intesa quasi come un rapporto verso l'uomo. In qualche maniera sta sviluppando la sua tecnologia e in qualche maniera tutto quello che era fantascienza 30 anni fa, 40 anni fa, in qualche maniera adesso si sta realizzando, soprattutto in ambito, basta vedere un film di fantascienza degli anni 30-40 per vedere quanto dal punto di vista estetico avessero sbagliato molte cose. A noi interessa molto capire che cosa stiamo sbagliando adesso, perché sicuramente nella nostra proiezione mentale del nostro futuro qualcosa c'è che non funziona. Ripeto, vi sto dando gli input come li abbiamo presi, non c'è un filo esatto in quello che vi dico, spero che capiate che siamo partiti dal caos. Come è caotica questa immagine fatta dal nostro percussionista, in cui poi scartata dalla copertina, in cui aveva unito appunto il girasole, che come sapete per certe componenti segue la spirale aurea, e quindi Fibonacci. Voi sapete che Fibonacci, insomma, non ve lo devo dire a voi, non aveva nessuna idea del rapporto della sua formula con la sezione aurea. È stato
centinaia di anni dopo che hanno connesso le due cose. Per cui arriviamo ai coniglietti. Anche qua credo ne avrete parlato, la generazione dei conigli tra coppie fertili e non fertili, insomma, si riproduce nell'idea di Fibonacci, insomma, spiega molto bene questa forma di successione. E adesso arriviamo al nucleo della questione. Noi questa successione di Fibonacci l'abbiamo messa in musica, è già stato fatto e rifatto, però noi l'abbiamo fatto senza andare a vedere il modo in cui era stato fatto in passato, e abbiamo creato delle celle ritmiche di 1, 1, 2, 3, 5 e 8 colpi, ripetendole e incastrandole con altre celle ritmiche a velocità più lenta, ok? Sempre 1, 1, 2, 1, 2, 3, però a velocità più lenta. Questo nel nostro modo, da bifolchi, era un modo per rappresentare la ricorsività, nel senso che volevamo far vedere come nel piccolo, nell'udibile, poteva essere ascoltabile in maniera molto chiara la sequenza di Fibonacci, almeno ovviamente le prime cifre della sequenza di Fibonacci, e con un ascolto più attento si potesse capire che c'era un'altra struttura molto più lenta, ok, che era la sequenza di Fibonacci. Dal nostro punto di vista questo poteva in qualche maniera dare quell'idea della ricorsività, nel senso che a diverse scale, ipotizzando di poter velocizzare o rallentare il pezzo, qualcuno poteva capire, ok, sentire, ehi, è lo stesso pezzo. Così non è, ovviamente, però questa era la nostra volontà. Finisco brevissimamente gli input, anche perché è una certa ora e forse avete fame, immagino. Oh, Arof, no, avete parlato anche di questo? Vabbè, allora sono stato copiato, evidentemente. Allora, Aronofsky ha fatto un film molto bello, Pi Greco, Il teorema del delirio. Noi abbiamo ricampionato questo bellissimo film, soprattutto nella sua, c'è la parte essenzialmente in cui parla di Fibonacci e descrive quello che ci interessava, ovvero come tutto quanto nella visione ovviamente sempre più distorta del protagonista iniziasse a diventare matematica. C'è un'altra cosa molto importante in questo film che è la crittografia, cioè l'idea che ci siano dei codici da decifrare e ci sia il modo di comprendere queste strutture. Un altro grandissimo, però di questo non se ne è parlato Michele, spero, perché questo è proprio... Allora, questo attore è un attore di un cortometraggio svedese di fine anni 60, molto molto bello, lo consiglio a tutti, 10 minuti dura, si chiama The Perfect Human, non me ne vogliate per la pronuncia, Det Perfekte Menneske, credo sia, una cosa del genere. Ed è molto molto bello, abbiamo ricampionato anche questo piccolo cortometraggio, perché? Perché in esso l'uomo viene visto come un essere con delle funzioni e basta. Tutto il cortometraggio è basato su una coppia, quindi un lui e una lei, piacenti, vestiti bene, che mangiano, dormono, fanno l'amore, litigano, parlano da soli, si guardano allo specchio, e questa voce superiore continua a fare domande su queste creature, quindi quasi come se fossero delle formiche, ok, in qualche maniera. Ci interessava molto anche questa forma di visione dall'alto, necessaria ovviamente quando si intraprende un discorso spinoso come questo. Ok, finalmente siamo all'output. Abbiamo incamerato in questa maniera molto caotica e abbiamo voluto sintetizzare, qui vabbè, immagine
generica, siamo noi in sala prove, quando provavamo siamo in 4, abbiamo una formazione molto anomala, nel senso che c'è una serie di macchinari abbastanza varia, anche il percussionista utilizza macchinari molto particolari come il wave drum, ma non sto ad annoiarvi su questo. Abbiamo iniziato il nostro percorso con la musica partendo dall'idea che oltre all'inserimento della sequenza di Fibonacci all'interno di pezzi, siamo arrivati in un pezzo in cui abbiamo avuto il piacere di avere un cantante ospite, in cui il testo arrivava fino al 610, che adesso è una delle cifre della sequenza di Fibonacci, abbastanza in là, e quindi iniziava, volevamo fare in modo che fosse chiaro su più livelli, quindi sul livello verbale, il livello ritmico e anche appunto il livello visuale delle grafiche del CD, che sono secondo noi molto importanti per una corretta fruizione, ricca fruizione. Ecco, abbiamo la nostra copertina, abbiamo scelto il cavolo, cavolo romano o cavolo pugliese, ci hanno detto, ma non credo, credo fosse un'informazione sbagliata. Qui abbiamo una delle più magnifiche, credo se ne sia parlato, magnifiche rappresentazioni di quello che è la spirale aurea in natura. Abbiamo creato un set, la nostra idea ovviamente era l'idea di essere degli scienziati, poi abbiamo fatto dei live anche vestiti con proprio i camici da scienziati, mandando un cortometraggio prima, e l'idea era che fosse uno studio di questo tipo. Il nostro lavoro è stato creare connessioni essenzialmente. Quindi abbiamo creato una tavola con al centro il cavolo, quindi diciamo estraendo il CD, di cui la mia assistente me ne può portare anche una copia magari. Estraendo il CD, la parte centrale è essenzialmente la copertina. Aprendolo abbiamo una serie di connessioni, di più o meno tutto quello che vi ho detto fino adesso è presente in questa tavola in maniera sciatta, esattamente come questa esposizione. Ok? Quindi è voluta questa esposizione sciatta. Questi sono dei dettagli, come vedete abbiamo il nostro Ramanujan, abbiamo il nostro fotogramma, in alcuni pezzi ha potuto suonare con noi Enrico Gabrielli, non so, gli After Hours, suonava negli After Hours, suona nei Calibro 35, vabbè, è un grande musicista. Abbiamo utilizzato sempre come specchietto per le allodole, per la tecnologia, un bellissimo Kindle con tanto di cavolo sotto. Me l'hai aperto? Ecco. Quindi anche il packaging è particolare, non è una vendita del CD, è solo per spiegarvi il progetto in maniera concreta, ok? Come vedete il cavolo praticamente ricopre completamente tutta la superficie. Aprendolo, come vi ho spiegato, al centro, e poi c'è questo poster con questi dettagli che vi sto elencando. Qui abbiamo il nostro amico Fibonacci con tanto di coniglio, abbiamo il nostro amico Nautilus con tanto di cavolo nella fianco. Qui abbiamo Mentina, in cui lì abbiamo una versione veramente, noi diciamo pecoreccia, della funzione di Riemann, che è una veramente delle cose più interessanti che abbiamo potuto trovare in quel piccolo libro divulgativo di cui vi parlavo prima. Qui abbiamo saldato, sempre nell'idea della tecnologia, dei pezzi su una piastrina, invertendo anche... Ovviamente non sto a spiegare a voi che BIOS è un titolo che ha 3 livelli di lettura, nel senso... quello più banale, ok, BIOS, la vita, ok, 8105 sono tutte cifre della sequenza di Fibonacci, quindi delle prime cifre che abbiamo utilizzato, e c'è anche un terzo significato che è quello informatico-tecnologico. Il BIOS del computer è essenzialmente la parte
A noi piace la parte software, l'unica parte software dell'hardware, quindi cioè nelle schede madri dei vostri computer c'è questa piccolissima parte che permette il funzionamento di tutto, che non è software. Lo è, ma non lo è. Ci piaceva l'idea che fosse quasi come l'anima, nel senso un qualcosa di inspiegabile all'interno. 5 minuti, perfetto. Abbiamo praticamente finito. Questo scacco ovviamente è un riferimento a Kasparov. Abbiamo fatto iniziare il disco con The Rise of Ramanujan e The Fall of Kasparov, quindi l'apertura da un punto di vista di unione di matematica e mistica e la chiusura come unione tra quella che è matematica e la sconfitta della matematica da parte della tecnologia, matematica ovviamente umana. Vi sorvolo due cose, volevo farvi vedere semplicemente questo piccolo aspetta un attimo. Ok, il retro di questo posterino è semplicemente un insieme di codici con diverse tonalità, vanno a formare sempre il nostro cavolo. Ci sono un sacco di stringhe, ovviamente abbiamo nascosto un sacco di cose all'interno, tra cui anche una frase nascosta. Ci piaceva l'idea del nascondere delle frasi, quindi sempre nell'idea della crittografia. Dopodiché salterei tutto e vi lascerei semplicemente, un attimo solo, con un piccolissimo, con un piccolissimo cortometraggio che spero di trovare, altrimenti vi saluto lo stesso, che abbiamo realizzato assieme ad questo puntatore è imprevedibile. Abbiamo realizzato assieme ad alla Good Bread Company, è un piccolo cortometraggio di animazione con una voce off che serviva e serve tuttora a fare in modo che le persone, nel momento in cui entrano in contatto con stimoli audio e visivi durante i nostri live, così diciamo diversi da quelli che si possono avere in un locale normale, volevamo fare in modo di avere un cortometraggio molto semplice, spiegato quasi come se fossero bambini, che li indirizzasse all'interno di una visione matematica e soprattutto relativa alla sequenza di Fibonacci, che gli permettesse di interpretare i visual e la musica. Un attimo solo. Qua c'è dell'acqua, la vedo. Chiedo scusa, qui c'è dell'acqua. Qua l'ho vista. Qua c'è dell'acqua. Non so. Questo era vuoto. Spero di non essere stato io. Ah, non avevo. Questo era chiuso. Grazie mille. Giusto per il punto. Quando abbiamo spostato i proiettori. Un attimo solo. Eccolo qui. No. Comunque. Sì, chiedo scusa. Va bene,
E niente, cortometraggio non lo vedrete, però qualora vogliate entrare in questo piccolissimo mondo che abbiamo fatto, abbiamo portato alcuni CD e l'ultima cosa che volevo dirvi, anzi no, penso che sappiate già tutto. Vi ringrazio intanto, grazie mille, arrivederci. Sì, ce l'avevo nel porto ma non lo trovo qua. Ehi. Lo so. Sì, ok, la facciamo sentire. Allora, facciamo sentire una robetta. Allora farò sentire, se no dite parli, non avete fatto niente. Il CD è vuoto. Allora direi, dovendo scegliere, ne faccio sentire giusto l'inizio di questo disco. Anzi, no, direi potrei far sentire una traccia rappresentativa che è proprio Fibo. È una traccia che appunto unisce le questioni delle celle ritmiche create sulla sequenza di Fibonacci assieme all'idea dei campioni estrapolati da Pi greco, il teorema del delirio. Tenterò, nel video avevo messo dei flash per farvi capire, ogni tanto guardate me, tenterò di contare le battute in maniera sempre un po' da mercato del pesce. Grazie. Dovrebbe partire. No. Io quando sia l'acqua è un problema questo. Adesso lo guardiamo assieme forse. Io non ho... Allora stai cliccando forse con l'anteprima? 0,3 sotto, no, vai che sotto, Ok, no, qua è l'acqua. C'è la cadenza. Spegniamo e lo giriamo intanto. Fai girare, fai clicchi Sì. sopra. No, vai. Sì? Ok, fai clicchi qua, ok. Fibonacci era un matematico italiano del XIII secolo. E se dividi 233 per 144, il risultato si avvicina a teta. Teta? Sì, teta. È il simbolo greco della sezione aurea, la spirale aurea. E la trovi anche in natura, come i girasoli. Ci sono spirali ovunque. E la matematica è ovunque. Anche se non siamo abbastanza evoluti per rendercene conto. Esiste uno schema, un ordine, che si nasconde anche dietro questo gioco.
all'inizio del They're stupid by nature. And a voice saying a few words. This voice saying a few words. Look at him now. Look at him all the time. Time, 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 time. Questi erano piccoli estrattini. Grazie mille, grazie Michele.